Allora, rieccoci qua. Adesso vorrei sentire anche Nicoletta Biancardi da Rovigo. È qui con noi collegata? C'è ancora? Pronto? Pronto? Eccola qua, eccoti. Io vi sento bene. Perfetto. Allora, ci faccia un po' il punto della situazione nella zona di Sì. Rovigo. Qual è? Beh, diciamo che incertezza, paura, solitudine e isolamento sono sentimenti e situazioni che ci coinvolgono un po' tutti. I primi naturalmente a soffrire di questo sono sicuramente le persone fragili, come gli anziani, ma pensiamo anche ai bambini, anche ai giovani, anche ai ragazzi. Dal primo lockdown, quindi da marzo, alla ripresa e alla riapertura e anche alla seconda ondata, quindi ad oggi, lo SPI è sempre stato molto presente sul territorio, sicuramente con modalità diverse ma presente. In un primo momento chiusi negli uffici o chiusi nelle case, ma sempre collegati con i nostri iscritti e non solo, e con la riapertura presenti appunto sul territorio in tutte le permanenze anche che abbiamo, quindi riusciamo a raggiungere tutti i 50 comuni polesani. Devo dire che tutto questo è stato molto apprezzato ed è molto apprezzato dalle persone. Noi siamo diventati, lo eravamo anche prima, ma ancora di più, un punto di riferimento in questo momento così delicato. E per noi è stata anche una opportunità. Questa crisi è stata l'opportunità di poter raccogliere dei bisogni nuovi, bisogni che è difficile comunque raccogliere, come è difficile anche fare una vera e propria analisi dei bisogni. E devo dire che nel periodo, soprattutto nel periodo di lockdown, ci siamo messi a lavorare anche a capofitto, per così dire, assieme alle istituzioni, assieme alle associazioni di volontariato. E io voglio anche ricordare le esperienze, diciamo, positive e solidali che abbiamo fatto assieme alle associazioni di volontariato, anche nell'organizzare le spese a domicilio, i farmaci a domicilio, e credo che sia anche un lavoro prezioso che non deve andare disperso al di là, insomma, della pandemia. È stata una cosa veramente importante, ma anche il lavoro che abbiamo fatto con i comuni nella negoziazione sociale attraverso anche la spesa solidale questa primavera, il tavolo emergenziale che abbiamo istituito con la prefettura per monitorare le case di riposo, che poi è diventato un tavolo sociale istituito sempre con i comuni e con l'ULSS per continuare comunque a parlare anche della situazione delle case di riposo. Questo per dire che al di là della... Interrompo un attimo, situazione case di riposo, in questa tornata, in questa seconda tranche, come sta andando un po'? Perché se mi ricordo che eravate messi un po' in croce. Sì, in questa tornata noi stiamo monitorando naturalmente, non è stato riaperto il tavolo emergenziale con la prefettura, ma attraverso il tavolo sociale noi riusciamo a monitorare le case di riposo. Allora, la situazione, diciamo, precedente inizio pandemia, Rovigo diciamo è stata una delle province dove la situazione è stata meno pesante rispetto alle altre province del Veneto. Certo, non è stata comunque rose e fiori. Abbiamo avuto nel primo periodo 2 focolai che si sono riaperti in questa seconda ondata, 2 case di riposo dove oltre gli anziani ci sono anche i disabili mentali, e attualmente vi sono 21 operatori sanitari positivi e 52 ospiti. Se sommiamo, diciamo, queste 2 case di riposo, focolaio nel primo periodo e ritornate, diciamo, focolaio nel secondo periodo. Ecco, dov'è la lacuna? Chiedo un attimo, dov'è che avete ravvisato, se siete riusciti a farlo, la problematica, il buco sostanzialmente? Allora, la problematica più grande, che credo che sia comune a tutte le case di riposo, è il fatto di non poter far visita ai propri familiari. Questo è dovuto al fatto che purtroppo manca il personale sanitario assistenziale
sufficienza anche per poter effettuare i famosi test rapidi che la Regione dice di aver fornito alle case di riposo. Bene, i test rapidi, ma se non abbiamo poi le persone che li possono effettuare, difficilmente in questo caso i familiari possono vedere in sicurezza gli ospiti, diciamo, delle case di riposo. Io la interrompo solo un secondo, segretaria. Test rapidi che però abbiamo visto possono non essere tutto sicuri, per cui comunque in ogni caso si autorizza un contatto che potrebbe veramente mettere in croce poi gli anziani. Infatti, certamente. Sì, un attimo però... solo che chiedo alla segretaria, un attimo solo sto chiedendo alla segretaria Elena Di Gregorio, poi le ripasso la parola. È un tema che noi abbiamo sollevato con la Regione. Ieri c'è stato il primo incontro dopo un mese con l'assessora Lanzarin, l'avevamo chiesto da quindi tempo. Vi siete riusciti a incontrare, mi mancava il pezzo. No, esatto, le organizzazioni confederali, diciamo, la CGIL e CESL UIL hanno avuto il primo incontro, abbiamo ottenuto un impegno a riaprire i tavoli che avevamo durante la fase del lockdown, quindi anche il tavolo sulle case di riposo, e abbiamo chiesto un tavolo specifico sui test, perché noi non siamo convinti che siano lo strumento più efficace o adeguato, soprattutto per quanto riguarda il personale medico, il personale infermieristico, per metterli in sicurezza nel loro lavoro, nella loro attività. La Regione va avanti appunto con questo monitoraggio, fermo restando che ci risultano ancora molti problemi nell'applicazione. Nelle case di riposo, appunto, se sono arrivati, comunque non c'è ancora una diffusione tale da dare le garanzie che vengono fatti agli operatori, agli ospiti e ai familiari. Quasi ovunque l'accesso ai familiari è stato ormai bloccato e questo è un dramma. Noi veniamo contattati quotidianamente dai familiari degli ospiti delle case di riposo che sono disperati perché non hanno notizie e la possibilità di comunicazione è molto rarefatta, anche perché manca qualsiasi tipo di personale, anche gli assistenti, anche gli operatori sanitari. Quindi anche se noi anche noi come SPI abbiamo fornito spesso le case di riposo di strumenti per consentire il contatto nella fase del lockdown, proprio perché sapevamo che c'era una carenza, ma era un bisogno molto forte, ma se mancano poi il personale che possa assistere gli anziani a questo punto di vista, non si riesce nemmeno a entrare in contatto, e questo è pesantissimo. Noi abbiamo notizie, ci segnalano di persone anziane che per la depressione deperiscono a vista d'occhio, rischiano di morire se non sono già morti, e non per Covid, ma in maniera indiretta legata diciamo, agli effetti del Covid. E su questo vorrei dire che c'è un'altra cosa, perché se è vero che nella prima fase più del 40% dei decessi in Veneto ha riguardato ospiti delle case di riposo, noi avevamo chiesto alla Regione che facesse di tutto per evitare che si ripetesse questa strage. I dati che abbiamo adesso, non solo di Rovigo, ma anche degli altri territori, ormai nella stampa quotidiana denuncia focolai nelle case di riposo che riguardano sia gli operatori che gli ospiti, ci dicono che non si è fatto a sufficienza per evitare di trovarci in questa situazione. Noi stiamo parlando di strutture che sono vecchie, a volte inadeguate, che non riescono a garantire il rispetto di quei protocolli che la Regione avrebbe previsto, e quindi c'è una situazione che è drammatica e rischia veramente di essere nuovamente esplosiva, e non è degno, insomma, di una Regione che dice di essere un esempio di eccellenza consentire che questo avvenga. Come pensiamo cosa c'è nelle altre regioni. Certo, solo che, voglio dire, noi dovremmo misurarci con le regioni più avanzate, non con quelle che sono indietro. Ci piacerebbe poterci confrontare con chi queste l'ha affrontata in maniera anche con altri paesi, visto che comunque siamo sempre o con altri paesi, insomma, perché è come se ci fosse dietro una valutazione del valore della morte, come se ci fossero delle morti che sono inaccettabili perché riguardano i giovani, i produttivi, e morti che sono accettabili perché tanto riguardano i vecchi, che
tanto possono morire anche prima. Questa appunto visione, questa giustificazione economista della morte è cinica, barbara e assolutamente non può essere accettata nella nostra società. Veramente noi sentiamo come sindacato dei pensionati, degli anziani, sentiamo forte la responsabilità e faremo tutto il possibile, continueremo a incalzare la regione, le prefetture, le ASL e le responsabilità delle case di riposo perché si intervenga. Certo, interrompo un attimo, abbiamo ricevuto 2 messaggi. Da un lato un telespettatore che suggeriva dare degli orari di sicurezza per far uscire gli anziani, in modo che ecco, a questo punto forse è meglio aprire fasce orarie solo per anziani, così stanno tranquilli per non avere contatto con giovani, con scambi così. Quindi questo era un suggerimento. E un'altra mail, un altro messaggio invece che era arrivato, adesso lo leggiamo insieme. Eccolo qui: ho 75 anni, pensionato, e mi sembra di essere sempre un peso per questa società. Dopo 53 anni di lavoro e marchette pagate, quindi vabbè, pagato la pensione. Questo, pazienza, cioè, grazie. Questo testimonia proprio la cultura che sta invadendo la nostra società, no? Cioè, gli anziani sono un peso, sono un costo. E invece noi siamo l'asse portante di questa società, siamo una risorsa per le cose che dicevo prima, per quello che facciamo, per l'energia che abbiamo, ma anche per il bagaglio di esperienza e di conoscenza che abbiamo e che abbiamo anche la responsabilità di trasmettere alle giovani generazioni. Ogni volta che c'è una perdita, in questi giorni ci ha lasciato Gigi Proietti, no? E tutti abbiamo avvertito, no? Che ci sentiamo più poveri, no? L'intera società è più povera quando vengono a mancare dei grandi vecchi. Ecco, noi vorremmo che questa consapevolezza non fosse solo quando se ne va un nome famoso, ma che venisse metabolizzata, certo, a livello proprio dell'insieme della società, perché questo c'è nei giovani, si cerca di stimolare, di agitare uno scontro generazionale che non esiste. Ma forse nei fatti non è così. Che non esiste nella realtà, perché i nonni sono affezionatissimi, certo, no? I nipoti sono affezionatissimi ai nonni, c'è una relazione molto stretta. Noi come sindacato dei pensionati lavoriamo assieme agli studenti, facciamo tantissime iniziative assieme, loro ci riconoscono questo sapere, questa conoscenza. La memoria di un paese è fondamentale, se noi la perdiamo veramente appunto impoveriamo la società, non ce lo possiamo permettere. Assolutamente. Adesso andiamo in pubblicità rapidissimi, quando torniamo abbiamo anche da annunciare una data importante e significativa che sarà comunque quella del 19 novembre, poi do ancora la parola in chiusura alla segretaria di Rovigo, tra poco.